Si è svolto ad Aragona un concerto del trombettista e maestro compositore aragonese Giovanni Falzone, che ha voluto così dedicare una sua esibizione alla sua città, avente lo scopo benefico di raccogliere dei fondi per il restauro e il riammodernamento dell'urna che si utilizza il Venerdì Santo, ove è deposta la statua del Cristo. Una manifestazione molto partecipata, proposta da Franco Rizzo dell'Associazione della Settimana Santa Aragonese, per promuovere gli interventi sull'urna antica di grande valore storico del 1700. Don Angelo Chillura ha sottolineato che tale iniziativa è un segnale che vuol dire che amiamo il valore artistico delle opere che stiamo recuperando nelle varie chiese aragonesi per non farli perdere. Giovanni Falzone ci ha offerto gratuitamente questo concerto. La finalità è di raccogliere dei fondi per fare degli interventi migliorativi sull'urna del Venerdì Santo. Un'urna antica che ha un grande valore storico e artistico del 1700, un'urna che per noi aragonesi è un pezzo prezioso. Il compositore Giovanni Falzone faceva parte, prima di andare via da Aragona per motivi di studio, come assistente a Don Angelo Collura alla banda musicale del paese, poi è andato a studiare al Conservatorio di Milano. Nel corso della sua carriera ha vinto anche tanti premi e riconoscimenti musicali, pubblicando oltre 15 album, partecipando a tanti concerti jazz, e attualmente docente a Siena di musica jazz e al Conservatorio di Brescia. Tra l'altro nel contesto si è anche esibito con i suoi colleghi aragonesi della banda musicale, eseguendo un canto del Venerdì Santo.